Olimpiadi invernali, salta l'ipotesi a 3, il CONI porta oggi a Losanna solo la candidatura Milano-Cortina, il CIO ufficializzerà le candidature ad ottobre. Ed il governatore Luca Zaia rivolge un ultimo appello a Torino a tornare sui suoi passi, nel frattempo auspica che anche il governo riveda la posizione e collabori per finanziare i giochi. Esplosione di incendio a San Martino Buonalbergo, in fiamme un palazzo che ospita anche dei migranti, ferito un passante, evacuate nella notte 50 persone, si sospetta il dolo. Arrestato a Trieste un rapinatore seriale, un padovano di 62 anni, travisato con una parrucca, armato di taglierino, ha messo a segno diverse rapine in attività commerciali. Completamente distrutto da un incendio un mobilificio di Casale di Scodose, le fiamme sono divampate in serata, vigili del fuoco al lavoro per tutta la notte. Al vaglio a Venezia il nuovo regolamento per combattere il turismo cafone, presto potrebbe essere vietato anche sedersi o sdraiarsi a terra sui gradini e masegni ed è polemica. Appuntamento con lo sport e la programmazione di Antenna 3, anche questa sera la nostra prima serata sarà dedicata al grande calcio con la Champions League. Buongiorno e ben ritrovati con la prima edizione dei telegiornali di Antenna 3. In primo piano ancora la questione delle Olimpiadi invernali 2026, salta l'ipotesi a 3, quest'oggi il CONI porterà a Losanna la proposta Milano-Cortina. Losanna, dove il CIO attende una bozza definitiva in vista della sessione di Buenos Aires che a ottobre ufficializzerà le candidature per le Olimpiadi invernali del 2026. Saltata l'ipotesi a 3 con Torino, è mancata la giusta condivisione, ha spiegato il sottosegretario Giorgetti, ma il presidente del CONI Malagò lascia ancora aperto uno spiraglio per un eventuale ripensamento di Torino a ritentare il tridente. Siamo ancora in tempo, dice Malagò, ed è quello che auspica anche il governatore del Veneto Luca Zaia, che fa un ultimo appello in accordo con il governatore della Lombardia Fontana alla sindaca del capoluogo piemontese. Ma sentiamo l'intervista al governatore del Veneto Luca Zaia. Io sono un inguaribile ottimista, penso che la soluzione del tridente sia ancora oggi la migliore. Invito tutti a ripensarci, anche perché abbiamo chiuso un bel dossier e ovviamente a livello internazionale hanno già riconosciuto la possibilità di far firmare i 3 sindaci, cosa unica. Sono tanti soldi perché sono 600 milioni che devono trovare le eventuali 2 candidate, cioè Milano con Cortina. Ma dall'altro voglio anche ricordare che se non si fanno le Olimpiadi si perdono 980 milioni di euro, che sono esattamente i finanziamenti del CIO. Per cui direi che dobbiamo fare le Olimpiadi e poi invito ovviamente il CONI a sostenerci e anche il governo a rivedere questa posizione. Cortina si mette pure alla fine, pur di chiudere questa partita. Non esiste perdere 980 milioni di euro, perdere l'opportunità delle Olimpiadi, visibilità e anche credibilità internazionale per un battibecco sulla posizione del nome. Spero che a Torino ci ripensino, magari facciano una controproposta, dicano qualcosa e si chiuda questa partita del tridente, altrimenti abbiamo sempre la falange macedone. Ma cosa è successo in realtà? Perché è difficile poi da capire nel dettaglio. Ma guardi, i sindaci, i 3 sindaci erano chiamati a, a mandare una lettera conclusiva di accettazione. L'ha mandata a Cortina in maniera impeccabile per Cortina, per il Veneto, l'ha mandata a Sala confermando il suo impegno e dicendo tenete presente che Milano vorrebbe più visibilità, l'ha mandata al sindaco Appendino dicendo per noi non cambiano le condizioni della nostra delibera e quindi vuol dire che le condizioni della loro delibera è correre da soli con il loro dossier e quindi cade il tridente. La questione è stata al centro anche della puntata di ieri sera di 20:10. Sentiamo le parole del consigliere regionale del PD Graziano Zalin. Questo è l'emblema di chi ci governa oggi in questo Paese. Si lancia una proposta, il tridente, la miglior proposta possibile, Torino, Milano, Cortina, per non scontentare nessuno. In realtà il rovescio della medaglia è che non si è operata una scelta, ma se su una questione così importante, che non è solo una vetrina e un investimento per i territori, cioè per Cortina, Milano, Torino nel caso, eccetera, ma è un investimento per il Paese su un piano
su un proscenio planetario, perché le Olimpiadi sono un fatto planetario. Allora, se su questo, su una candidatura per le Olimpiadi, non si riesce non solo a mettere d'accordo 3 regioni, ma questo Paese non riesce a trovare la necessaria condivisione, come ha detto Giorgetti, non c'è il necessario spirito di condivisione per sostenere, per andare avanti su questa proposta. Quindi per il governo la proposta è morta, questo ha detto Giorgetti. Quindi il fatto di dire se la pagano, ora non è una questione che tira in ballo l'autonomia, eccetera, è perché oramai delle Olimpiadi non se ne farà nulla. Lo si sapeva già in partenza che era un qualcosa di lanciato là, è come quelle squadre di calcio di terza categoria, buttano la palla in avanti, poi qualcosa capita. Zaia è così oggi, no? Lancia l'UNESCO, lancia le Olimpiadi, lancia tutto, alla fine però sta portando a casa niente, perché se la squadra è scarsa e se non hai un'idea condivisa e se non sai bene dove la porta, anche mandare la palla avanti non ti porta nessuno. Durissimo Azzalina, Proseguiamo con la cronaca, perché c'è stata un'esplosione con un incendio nella notte a San Martino Buonalbergo in provincia di Verona. Una persona è rimasta ferita, fortunatamente in modo non grave, nell'esplosione causata da un incendio che ha distrutto il piano terra di una palazzina che ospita anche un centro di accoglienza con 24 richiedenti asilo. L'incendio, di cui non si esclude la natura dolosa, si è sviluppato nei locali che ospitano una concessionaria di moto e una sala slot. Il ferito appunto è un passante. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato l'incendio, oltre ai carabinieri e alla polizia, che stanno indagando per capire se si tratti di un incendio doloso. Fortunatamente c'è stato un solo ferito, ma le conseguenze avrebbero potuto essere devastanti, ha detto il sindaco di San Martino Buonalbergo Franco De Santi. I danni allo stabile sono molto gravi, sono state infatti sventrate le colonne portanti dell'edificio, che è stato quindi dichiarato inagibile. Le fiamme hanno anche distrutto alcune auto che erano parcheggiate nella strada. Naturalmente torneremo sulla questione nel corso del nostro telegiornale del Veneto di questa sera. Ed ancora cronaca, perché a Trieste è stato arrestato un rapinatore seriale travisato con parrucca e armato di taglierino. Ha messo a segno diversi colpi nel capoluogo giuliano. Si tratta di un padovano di 62 anni. Sentiamo. Entrava in azione con una parrucca piuttosto che con un cappellino da baseball in testa per travisare il proprio aspetto, il rapinatore seriale col taglierino che nell'ultimo anno ha colpito a ripetizione nel centro di Trieste. E sono proprio queste immagini ad aver permesso alla squadra mobile di incastrare il 62enne di Padova, autore di 2 rapine nella farmacia di Via Giulia, una nell'ottobre scorso e una meno di un mese fa, e del colpo del 20 agosto al supermercato Punto Simpli di Via Fabio Severo, dove ha pure ferito gravemente alla mano la cassiera a cui aveva chiesto di consegnargli l'incasso. A quanto pare però l'uomo potrebbe essere responsabile di almeno ulteriori 2 episodi analoghi avvenuti nella stessa zona della città. In effetti il rapinatore viveva proprio in un palazzo di Via Fabio Severo, dove era stato notato da alcuni agenti proprio per la somiglianza con il soggetto delle immagini reperite dal circuito interno della farmacia e del supermercato colpiti. Il personaggio sui generis, che si allontanava dopo le rapine in sella alla propria mountain bike, è stato seguito a lungo da personale in borghese, sinché venerdì scorso è stato colto in flagranza di reato per aver commesso un furto ai danni di una cartoleria di Via Battisti. Il 62enne se ne stava andando con il cassetto portacontanti del registratore di cassa. A seguito dell'arresto, la perquisizione nell'abitazione dell'uomo ha permesso di rintracciare, oltre alla bicicletta, vero e proprio marchio di fabbrica delle rapine, una serie di vestiti indossati dal padovano in occasione dei colpi, nonché gli occhiali da sole, la parrucca e i taglierini. Ristretto al carcere del Coroneo, in attesa di altri probabili sviluppi su ulteriori colpi commessi, dovrà rispondere di furto aggravato, rapine aggravate, lesioni personali e porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere. Andiamo ora nel Padovano con la cronaca, perché un violento incendio ha completamente distrutto nella notte il capannone di un mobilificio a Casale di Scodosia. Sentiamo. Via Caudalbero, Casale di Scodosia, sono le 21 di martedì quando nella sede del mobilificio Mantoan si sviluppa un violento incendio.
Ad accorgersi di strani scoppi sono i vicini. Le fiamme si sviluppano in modo veloce, in tempi rapidi accorrono i vigili del fuoco da tutta la provincia. Squadre arrivano da Padova, Este, Abano Terme, Legnago e anche Rovigo. 26 persone in tutto con 10 mezzi. Del capannone non resta alla fine quasi nulla. Distrutti dalle fiamme circa 1200 metri quadri. Un incendio di cui non sono ancora note le cause, ma che sembra sia partito dalla zona della falegnameria. Non solo i vigili del fuoco, sul posto anche i carabinieri e i tecnici dell'ARPAV che stanno eseguendo campionature per escludere la presenza di sostanze tossiche nell'aria. E ancora dal Padovano con le delicate operazioni di messa in sicurezza per l'autocisterna di metano coinvolta nel tragico incidente mortale in A13. Sono più di 30 i vigili del fuoco che hanno partecipato a Saonara alle operazioni di pompaggio di oltre 5.000 kg di metano liquido dall'autocisterna coinvolta nel tamponamento in autostrada che è costato la vita da un automobilista. Nell'urto era stato danneggiato il vaporizzatore dell'impianto dell'autocisterna. Per questo motivo si è dovuto provvedere all'abbruciamento in torcia del rimanente residuo di circa 2.000 kg, di cui non era stato possibile fare il travaso. La cisterna, che è sotto sequestro, è stata poi trasferita in un deposito giudiziale. La cronaca giudiziaria oggi, perché è cominciato questa mattina in aula Bunker a Mestre il processo d'appello per l'omicidio di Isabella Noventa. Ci aggiorna al telefono Ilaria Marchiori. Buongiorno Ilaria. Buongiorno da Mestre, dove questa mattina alle 9:30, anzi un po' in ritardo, per una questione di trasferimento dal carcere di Venezia a qui per quanto riguarda Manuela Cacco, è iniziato nell'aula Bunker il processo d'appello riguardante l'omicidio di Isabella Noventa, la segretaria padovana 54enne che è scomparsa nella notte tra il 15 e il 16 gennaio 2016. Ricordiamo che per la sua morte sono stati condannati in primo grado a 30 anni di reclusione l'amante Freddy Sorgato e sua sorella Deborah e appunto la tabaccaia di cui parlavamo, Manuela Cacco di Camponogara, condannata a 16 anni e 10 mesi per concorso in omicidio. Secondo i legali dei fratelli Sorgato la pena è ingiusta e quello che sarà contestato in particolar modo è la premeditazione, mentre per la procura e per i giudici di primo grado il delitto è stato studiato a tavolino. Isabella sarebbe stata uccisa per gelosia e rancore con una mazzetta proprio nella casa di Freddy Sorgato. Da poco noi siamo riusciti a parlare con l'ex marito di Isabella Noventa, Piero Gasparini, che ha descritto i due fratelli Sorgato come sempre impenetrabili. Si sono fatti appena un cenno di saluto quando si sono visti, dopodiché nient'altro, nessuna espressione, nessun cenno insomma nei confronti né dei familiari di Isabella né insomma tantomeno nei confronti dei giudici, un atteggiamento che loro hanno sempre avuto da quando insomma sono stati scoperti fino ad oggi e che probabilmente ha dichiarato insomma il signor Gasparini continuerà ad essere così, anche se lui dice: io non perdo la fiducia, io spero in un loro rimorso di coscienza improvviso, in modo che possano dirci dove è stato nascosto il corpo di Isabella Noventa, che lo ricordiamo non è ancora stato ritrovato, in modo che la famiglia possa darle una degna sepoltura. Da Mestre per ora è tutto, restituisco la linea allo studio. Nuora alla sbarra a Castelfranco Veneto per avere dilapidato il capitale della suocera novantenne. Sentiamo cosa è accaduto. Ridotta sul lastrico a 90 anni dalla nuora, tanto da dover ricorrere ai servizi sociali del comune di Castelfranco Veneto per chiedere pasti gratuiti così da poter almeno mangiare. Responsabile, secondo la Procura della Repubblica, la nuora, o meglio la compagna 59enne del figlio, morto all'età di 64 anni nel 2011. Da quel momento la donna avrebbe via via svuotato il patrimonio della pensionata che da benestante si è ritrovata povera.
I fatti sono proseguiti fino alla morte dell'anziana nel 2016, ultimi anni resi più complicati dalla demenza senile e dal comportamento della nuora, che ora è finita sul banco degli imputati in 2 distinti processi, con le pesanti accuse di circonvenzione di incapace, appropriazione indebita e ricettazione. La 59enne è finita sotto indagine anche per presunti maltrattamenti sulla base degli elementi forniti dalle operatrici dei servizi sociali e dalla nipote della 90enne. L'anziana aveva nominato erede universale in 3 distinti testamenti redatti in meno di un anno proprio la nuora, da qui lo scontro anche in sede civile per l'annullamento e la restituzione delle somme sottratte. Nella Vicentino ora, dove è stata scoperta una coltivazione di stupefacenti, sentiamo. Marijuana nascosta tra l'erba incolta, 10 piante dell'altezza compresa tra 1,5 metri e 2 metri sono state trovate dagli uomini del nucleo operativo radiomobile della Compagnia di Vicenza, in via Vecchia Ferriera. Un servizio coordinato e la scoperta durante uno dei numerosi controlli preventivi effettuati dai militari. Questa volta siamo vicino a Viale del Sole. Le piante, al termine degli accertamenti, sono state estirpate e poste sotto sequestro. Ora le indagini proseguono per individuare il responsabile. Ed ora linea alla regia per qualche istante di pubblicità. Ci rivediamo tra pochissimo. Ed eccoci nuovamente in diretta con la prima edizione dei TG di Antenna 3. Le impiantano un pacemaker durante il travaglio, salvi mamma e neonato. È una storia che ha quasi il sapore di un miracolo, quella che vi raccontiamo. Non lo so cosa gli racconterò e come glielo racconterò, di sicuro gli racconterò che è un bambino fortunato perché ha la possibilità di stare qua e di stare con la sua famiglia, me lo godrò il più possibile. Alessandro, questo è il suo nome, è davvero un bambino fortunato, il figlio di un piccolo miracolo, come l'ha definito oggi mamma Katia, che lo scorso 24 agosto è stata ricoverata d'urgenza al termine della 40ª settimana di gravidanza e salvata da un intervento chirurgico al cuore che le ha permesso 24 ore dopo di affrontare il parto e dare alla luce il suo secondo figlio. Katia Zanandrea, impiegata 41enne di Mussolente, è agli ultimi giorni di gestazione quando avverte una stanchezza improvvisa, sudorazione fredda, dolore allo sterno e fatica a respirare. Basta misurare la pressione per capire che la situazione è drammatica. Il cuore di Katia batte solo 30 volte al minuto. Il tempo di correre all'ospedale di Cittadella e la diagnosi è allarmante. Improvviso blocco atrioventricolare completo. Il cuore rallenta i suoi battiti in modo irregolare. Bisogna intervenire o la donna non riuscirà ad affrontare il parto. Così, dopo un rapido consulto, si decide per procedere con l'impianto di un pacemaker. Attorno al tavolo 9 professionisti, tra medici ed infermieri, sono pronti a salvare 2 vite. Hanno concorso radiologi, anestesisti, cardiologi, ginecologi. Nel giro di una mezz'oretta si è mobilitato tutto lo staff dell'ospedale per poter garantire l'esito felice di questa gravidanza. È stata allestita in pochi minuti una vera sala una sala parto con un'isola neonatale, le termocule, i neonatologi pronti a intervenire, gli ostetrici pronti a intervenire e l'equipe che monitorizzava il battito del bambino. In pratica un gruppo di persone si stava dedicando alla mamma e un gruppo di persone al bambino. Un lavoro d'equipe assolutamente perfetto che ha permesso di portare a termine un piccolo, grande miracolo. È un miracolo perché è andato tutto bene nel male, nel senso che mio marito ha avuto la prontezza di misurarmi la pressione e vedere i battiti cardiaci, mi ha portato in ospedale, ho trovato un'equipe fantastica che mi ha subito controllato lui se andava tutto bene e poi hanno immediatamente agito e ero al termine della gravidanza, quindi tutta una serie di coincidenze che hanno fatto andare bene la cosa, insomma, fortunatamente. Tanti auguri dunque a questa mamma e al suo bimbo. Proseguiamo ora con il caso che tanto ha fatto discutere quest'estate a Treviso. Lo ricorderete, il caso dei giovani che si sono tuffati nudi in centro nel canale dei Buranelli. Ebbene, gli autori del gesto sono stati individuati, a loro si rivolge il sindaco della città. Sentiamo. La polizia locale di Treviso ha individuato i responsabili della bravata di inizio settembre quando le telecamere comunali avevano immortalato ai Buranelli il tuffo in acqua di un ragazzo completamente nudo sotto gli occhi divertiti dei 3 amici con cui aveva trascorso la serata.
Nomi e cognomi, ma prima di far partire una denuncia il sindaco Mario Conte dà al gruppetto la possibilità di evitare conseguenze penali. Io credo che, vista la gravità dell'episodio, vista anche la eventuale sanzione che è prevista in questi casi, invito questi ragazzi a presentarsi al comando della Polizia Municipale, perché sicuramente un atteggiamento di scuse e un atteggiamento propositivo nei confronti della collettività potrebbe sicuramente aggravare meno la loro posizione, che già è pessima. In tanti avevano invocato una punizione esemplare per quello sfregio alla città compiuto da dei giovani trevigiani che si erano comportati alla stregua dei turisti cafoni spesso e volentieri fotografati a Venezia. E se non ci sarà un gesto di pentimento è pronto a procedere anche il sindaco, ma la sua speranza è che i responsabili si facciano avanti prima che i vigili bussino alla loro porta. Essendo atti osceni in luogo pubblico rischiano addirittura una sanzione di 5.000 euro, quindi io credo che sia importante per loro presentarsi al comando della Polizia Municipale e insieme capire quali sono le soluzioni migliori. L'obiettivo nostro non è certo quello di far cassa, ma far capire che atteggiamenti come questi non possono essere tollerati e magari insieme potremo trovare una soluzione anche per creare un percorso alternativo alla sanzione. E a Venezia è al vaglio proprio in questi giorni il nuovo regolamento comunale antituristi cafoni, che potrebbe prevedere anche il divieto di sedersi a terra o sugli scalini. Ma ci aggiorna al telefono da Venezia Anna Maria Parisi. Buongiorno Anna Maria. Buongiorno da Venezia, dove continua ad animarsi anche in modo molto violento il dibattito in merito alla modifica del regolamento di polizia e sicurezza urbana. Che cosa si tratta? Si fa riferimento a un articolo, il 35 per l'esattezza, e che vede diversi punti in merito appunto al decoro e alla sicurezza. Uno tra tutti, quello che sarà vietato sedersi e sdraiarsi a terra sui masegni, quindi le pavimentazioni di Venezia, e i sagrati della chiesa, anche gli stessi gradini, se questo regolamento dovesse venire approvato. Che cosa accadrebbe? Accadrebbe che chi verrà pizzicato a sedersi anche sulle panchine, oltre che usare le aree per picnic, le aree urbane per picnic, scatteranno le multe che partiranno da 50 euro e potrebbero arrivare anche fino a 500 euro, ma non basta, con le multe si parla anche di un daspo urbano per la violazione nei luoghi di particolare pregio del centro storico. Insomma, un dibattito questo che si sta animando sempre più in commissione del Consiglio di Venezia e che naturalmente vede tra i sostenitori anche diversi oppositori. Vedremo che cosa accadrà nelle prossime ore. E per il momento da Venezia è tutto, linea allo studio. Sosta vietata oltre i 7 minuti per le auto attorno all'aeroporto Marco Polo di Tessera, una rivoluzione che potrebbe dare il colpo di grazia alla già pesante situazione del traffico nella zona residenziale vicina allo scalo. Sentiamo. Rischiano di riversarsi sulla viabilità dell'abitato di Tessera, già prossima al collasso, gli effetti della nuova ordinanza di ENAC in vigore dal 1° ottobre. All'interno dell'area aeroportuale nessun mezzo potrà sostare per più di 7 minuti al di fuori delle aree ufficialmente adibite a parcheggio. In caso contrario scatterà una sanzione. Motivato per questioni di sicurezza, in realtà è chiaramente un invito ad andare nei parcheggi a pagamento o comunque gratuiti per i primi 10 minuti, che chiunque sia andato in aeroporto sa che dopo i 10 minuti le tariffe crescono esponenzialmente, e evitare che la gente stia, come succede adesso, in qualche minuto in attesa all'esterno dei parcheggi, in attesa di notizie di chi è andato a prendere all'aeroporto. Ad oggi, ricorda Alessandro Baglioni, consigliere di municipalità del Partito Democratico, non si è mai segnalato alcun tipo di problema alla viabilità interna all'aeroporto, dove le corsie sono spaziose e numerose. Gli effetti di questa novità saranno invece pesantissimi per la popolazione di Tessera. Chi sarà informato della cosa ovviamente non aspetterà più all'interno dell'area aeroportuale, bensì andrà nel centro di Tessera e si metterà da qualche parte nelle viette che sono già congestionate di macchine parcheggiate, di gente che va a prendere l'aereo, e rimarrà lì ad aspettare, quindi portando altro smog e altri disagi alla comunità di Tessera, che è già molto sotto pressione. A Tessera c'è un'unica area pubblica adibita a parcheggio con appena 22 posti auto. Io auspico che il ministro Toninelli,
che è il supervisore di ENAC, si attivi e revochi, faccia sì che venga revocata questa ordinanza, perché è veramente una follia che si aggiunge al problema che già i residenti di Tessera hanno, che anche col mezzo pubblico per raggiungere l'aeroporto, per fare di fatto 1 o 2 fermate, devono spendere 8 euro. A Oderzo ora, dove sono in arrivo i finanziamenti necessari per la messa in sicurezza e l'efficientamento energetico di 2 plessi scolastici, interventi attesi da anni. Sentiamo. Obiettivo raggiunto per la Giunta Comunale di Oderzo. Come promesso in campagna elettorale, l'amministrazione ha acquisito con successo le risorse economiche per ristrutturare 2 scuole pubbliche, assicurando interventi straordinari di ristrutturazione, messa in sicurezza, adeguamento sismico ed efficientamento energetico. Il Comune ha ottenuto fondi per 7 milioni di euro che verranno utilizzati in parte per la scuola primaria Parise, che verrà totalmente demolita e ricostruita con esclusione della palestra recentemente realizzata. Inoltre verrà ricostruito un intero blocco della scuola media Malteo, secondo i nuovi e moderni standard costruttivi, nell'attesa della futura realizzazione del Pallasport a Malteo, i cui lavori saranno avviati nel 2019 con il completo rinnovamento dell'immobile. Il risultato di oggi è veramente soddisfacente perché ci permetterà di sistemare le scuole, e ci darà da lavorare per i prossimi anni, nel senso che abbiamo portato a casa praticamente 7 milioni per sistemare, per rifare completamente la Parise e per rimettere a adeguamento sismico e anche efficientamento energetico di un blocco della Malteo, quel blocco che ospita anche il liceo Scarpa. Un importante risultato. Il risultato è notevole perché ci permette di migliorare, di adeguare e di dare garanzia dal punto di vista statico a 2 importanti edifici scolastici del Comune di Oderzo. Uno sguardo alla nostra programmazione. Dopo l'esordio ieri sera torna anche stasera il grande calcio su Antenna 3 con la Champions League. Qui studio a Voi Stadio l'attesissimo programma, coinvolgente appuntamento di informazione sportiva, arriva appunto in prima serata su Antenna 3 anche questa sera dopo 20:10, l'edizione flash del TG del Veneto. Il miglior calcio europeo torna in TV con i commenti delle partite, le emozioni, l'entusiasmo dei tifosi e le immancabili polemiche. In studio tantissimi ospiti con cronaca e commenti dei più importanti avvenimenti calcistici della settimana. Un appuntamento dunque che a partire appunto da questa settimana ci accompagnerà poi ogni martedì e mercoledì per tutta la stagione. E questa sera torna 20:10, come sempre, ospiti in studio di Ferdinando Avarino, stasera Gian Lorenzo Marinese, presidente della società che si occupa dell'accoglienza dei migranti. Vi lascio tra pochissimo a ore 13, quest'oggi parleremo di vendemmia e di cultura della vendemmia nella nostra regione. È tutto, grazie per essere stati con noi, vi lascio come sempre alle previsioni del tempo. Buon pomeriggio. Ben ritrovati al meteo. Giornata con sole prevalente su quasi tutto il territorio delle nostre regioni, peraltro con qualche disturbo sui rilievi. Ma vediamo il dettaglio. Sul Veneto il cielo si presenterà in genere sereno o poco nuvoloso. Qualche addensamento potrà interessare i rilievi alpini e prealpini, specie durante le ore pomeridiane, ma senza dar luogo a fenomeni rilevanti. Vediamo le temperature. Le minime saranno comprese tra 15 e 19 gradi, i valori massimi risulteranno invece oscillanti tra 25 e 29 gradi. Passiamo al Friuli Venezia Giulia. Anche su questa regione la giornata sarà per lo più soleggiata, con cielo sereno o poco nuvoloso un po' ovunque, senza particolari disturbi. Diamo uno sguardo anche alle temperature. Le minime saranno comprese tra i 17 e i 19 gradi. I valori massimi invece risulteranno oscillanti tra 27 e 29 gradi. Andiamo infine a vedere anche la situazione del Trentino Alto Adige, dove anche nella giornata odierna il tempo sarà un po' dinamico. Possibili infatti degli addensamenti, specie pomeridiani, anche con rovesci associati, specie sui rilievi. Diamo uno sguardo alle temperature previste. Le minime saranno comprese tra 15 e 18 gradi.
I valori massimi risulteranno invece oscillanti tra 27 e 28 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento.